Con Edoardo Fagioli, una grandissima vittoria per la Venere in bikini, se ce la puoi commentare. Beh sì, una vittoria assolutamente meritata, ci siamo messi bene in campo e siamo molto bene fisicamente, quindi penso che la vittoria, per come l'abbiamo giocata, ce la siamo assolutamente meritata. È una squadra infatti che sembra cambiata, quella delle Venere in bikini, avevate stentato in alcune occasioni, soprattutto a inizio campionato, adesso però viaggiate veramente a vele spiegate, peraltro ti do una notizia, il Cotton Club ha battuto l'Eurebet Palermo, adesso siete quarti. Bene, sì, ce lo meritiamo perché all'inizio, sai, comunque quando costruisci una squadra e ti conosci magari in pochi, tipo 6-7 persone, è un po' difficile amalgamare il gruppo, però piano piano di partita in partita ci siamo sempre di più uniti e niente, adesso stiamo andando alla grande. Ultima domanda, appuntamento alla prossima settimana, ancora una sfida da vincere, siete una squadra che insomma puoi fare gli scongiuri, però non perde dal 2 febbraio, come si affronta la prossima? Beh, la prossima partita sarà veramente una partita molto difficile perché bisogna mantenere sempre questa linea, ovvero quelle delle vittorie. E ci dobbiamo solo ripetere, assolutamente. Stiamo bene e continuiamo così. Perfetto, un grazie a Edoardo Fagioli. Ciao, Grazie a voi. grazie. Ciao, ciao.